Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Siamo qui con il maestro Colussi che per la 7ª volta viene in galleria e con questa mostra personale, questi oli su tela molto forti, molto appassionati e con i suoi colori meravigliosi ci porta in queste vedute marine, in questi tramonti. Questa mostra si intitola Venetian Soul e ci trasporta veramente nell'emozione di questa città così magnifica che è Venezia. Lascio immediatamente la parola a Gabriella, perfetto, che ci introdurrà la mostra. La parola alla dottoressa. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, qui ormai siamo di casa, sia a livello geografico, perché siamo praticamente attigui, fra Trieste e Venezia c'è una unità particolare, e anche perché siamo ormai di casa, perché sono diversi anni che il maestro Colussi espone qui. E abbiamo deciso di intitolare questa mostra L'anima di Venezia, perché attraverso le opere del maestro risorge un po' la vera anima di Venezia, no? Quella non turistica, quella più nascosta, quella che dà a chi osserva una sensazione di pace, di tranquillità. Il maestro Colussi è famoso, è noto in tutta Europa oramai per le sue peculiarità pittoriche, che sono determinate essenzialmente dalla capacità di dare luce e profondità ad ogni paesaggio che lui propone attraverso la tela. Ovviamente da questi quadri che voi potete ammirare qua si vede la maestria, la capacità, la tecnica, ma quello che viene fuori, ed è quello che ogni persona che guarderà le sue opere proverà, è la capacità e l'intensità che provocano le opere stesse. Cioè lui riesce essenzialmente a dare anima a quello che riproduce, essendo pure dei paesaggi, no? Sostanzialmente dei tramonti, le marine, ogni quadro è un quadro diverso dall'altro, dona un'emozione diversa dall'altra, e questa è la sua capacità di estendere e di far completare la capacità tecnica e artistica alla sensibilità. Quindi questo soul che è di Venezia è un soul anche dell'anima dell'artista, che trasporta attraverso le sue opere tutti i sentimenti che prova, tutte le emozioni e tutto il suo vissuto, perché ogni opera, anche se rappresenta una città, un paesaggio, un tramonto, dà sempre un qualcosa di vissuto di chi lo produce, quindi dell'artista. E questa mostra, diciamo, sarà essenzialmente dedicata a Venezia che ha un rapporto con l'artista molto profondo, molto sentito, al di là della vicinanza al mare di Trieste e il mare di Venezia, che comunque sono due aspetti completamente diversi, il lagunare da quello che è il mare Adriatico impetuoso, qui c'è la quiete, la tranquillità, che il maestro Colussi riesce nelle sue produzioni ad esporre con maestria e anche con molta semplicità, con molta facilità. Questo anche perché ovviamente ha un'esperienza importante alle spalle, oltre al talento, che il talento lo ha da sempre, da quando era bambino, no? E l'evoluzione del maestro lo si vede nelle sue opere. Ogni anno lui fa delle mostre e ogni anno troviamo un Colussi diverso, sempre con gli stessi canoni, però diverso, più maturo e più formato anche nel suo animo. Benvenuti a questa mostra. Io adesso do la parola all'architetto Acerboni, che ha fatto la cura della stessa. Allora, buongiorno a tutti. Io vorrei sottolineare l'aspetto luministico fra i mondi della pittura di Colussi. Dunque, è anche in un certo senso la sua matrice culturale triestina e mitteleuropea. Dunque, una volta mi è capitato di intervistare il famoso architetto Richard Rogers, che è stato leone della carriera qui nel 2012 alla Biennale dell'Architettura di Venezia, e che peraltro lui era di matrice di famiglia ebraico-triestina, e lui mi disse che Trieste aveva la luce più affascinante, lui aveva viaggiato il mondo, che mai gli fosse capitato di vedere. E se voi pensate alle scenografie e agli interventi teatrali di Giorgio Strehler triestino,
e tra l'altro nato a Barcola davanti al mare, se ripercorrete la sua storia vedrete come lui è stato un innovatore del teatro nel dopoguerra, del teatro italiano e internazionale, ma soprattutto attraverso la luce. Le sue scenografie erano degli incanti e delle sintesi luministiche eccellenti, portate poi realizzate da un famoso scenografo bolognese che era Luciano Damiani. Quindi secondo me la luce che vedo anche facendo il critico d'arte in molti altri artisti triestini, questi contrappunti luministici sono molto particolari e molto presenti. Quindi il senso della luce, ma in Colussi anche un senso della luce particolare, cioè la luce in lui, se voi pensate alla scuola veneta, no? Per esempio alla dinastia dei pittori della famiglia Tito, vedete questa luce violenta, forte, sgargiante, cioè la luce di tante volte, io ho vissuto 20 anni a Venezia, mi svegliavo qui e c'era questa luce che abbracciava, invadeva i campielli e si rifrangeva sulla laguna. La luce di Colussi, se voi guardate, è una luce un po' più calibrata, più spenta, anche i tramonti sono un po' più, cioè c'è secondo me un filo di cultura mitteleuropea, cioè di quello Sturm und Drang, che è stato un movimento impeto, tempesta e impeto, che è stato poi precursore del romanticismo. Quindi c'è questo taglio neoromantico, però con una luce che ha ancora i grigiori, diciamo, e una certa, è un po' più smorzata rispetto alla luce che noi possiamo poi trovare per esempio nella grande pittura napoletana, cioè questi contrasti, questa vivacità. C'è un sole, diciamo, che guarda a nord-est. Un altro punto molto interessante e che comporta molto lavoro da parte sua è la tecnica. E la tecnica, lui è uno dei pochi pittori, ed è per questo che questi quadri hanno delle velature, delle trasparenze, delle profondità così efficaci ed importanti, è uno dei pochi pittori che si rifà ancora alla maniera antica, cioè usa la colla di coniglio, il gesso, il bianco di Spagna con una punta di olio di lino. Questo naturalmente comporta anche molto lavoro e oggi non tutti gli artisti sono disposti a usare, diciamo, a perdere tanto tempo. Colussi ci mette un mese, no? Tante volte lavora su 3-4 quadri contemporaneamente in questo atelier delizioso che è anche questo romantico che sta in cima alle pendici di un colle a Trieste e da cui davanti al quale c'è un prato da cui si vede il mare che poi lui dipinge. Ecco, è un artista, vorrei sottolineare questo, quindi a cavallo fra la scuola veneta e la scuola austro-tedesca mitteleuropea. E come cultura dico un autodidatta, perché in sostanza lui è autodidatta, si è formato studiando i grandi maestri del passato, del fine 8, prime 9 triestini, che poi venivano a studiare a Venezia oppure alle accademie di Monaco, di Baviera, di Vienna, di Berlino. E autodidatta ha cominciato con i primi acquerelli dei paesaggi a 4 anni, poi ha sperimentato tutte le tecniche fino ad arrivare all'olio che è rimasta la sua prediletta. Dunque, quanto a curriculum, con la sua grande passione per l'arte, la sua tenacia, il suo quotidiano lavoro, è stato apprezzato. Io l'ho portato per esempio qualche anno fa a Bruxelles, dove è stato molto apprezzato, ma lui ha delle opere anche a Dubai, no? In Germania, negli Stati Uniti, in Spagna, in Australia. Io potrei parlare ancora di lui, ma finirei qui. Grazie e buona visita. Sì, se Fabio ha voglia di... Dopo queste prolusioni così esaurienti, io non posso che ringraziare Gabriele Pasta e la dottoressa Cerboni, che mi seguono da anni ormai, no? Follower, come si dice oggi. Spero che la mostra vi piaccia. La mia è pittura di grande passione. Ogni quadro è vissuto proprio con grande passione, per questo che si ottengono certi risultati. La mia passione per dipingere è cominciata da piccolo, seguendo i grandi maestri. Andavo a vedere a Trieste il maestro Stracca in Galleria Rossoni,
la dottoressa Cermoni conosce molto bene. E da là ho imparato tante cose, ho frequentato l'atelier di diversi artisti, ma mi sono formato da solo. Quindi sì. Innato, evidentemente. Io penso che la pittura sia come la musica, uno deve nascere, deve averla, per cui insomma uno può migliorare sicuramente, perché lo spazio per migliorare deve esserci sempre nella vita di un artista come di un musicista. Io spero di migliorare sempre di più, di essere sempre più vicino anche alla gente, perché i miei quadri provano delle emozioni e quando una persona acquista un quadro mio e sento l'emozione, sento di aver raggiunto il mio obiettivo. Grazie a tutti, io sono qui fino al 30 di giugno, spero che la mostra vi piaccia e grazie a tutti. Buona visione. Buona